È la tappa più importante del Giro d'Italia, siamo felici e orgogliosi che si tenga in Veneto e in particolar modo nelle colline del Prosecco Conegliano Valdobbiadene. Per noi è una grande opportunità di promozione e di scoperta di un territorio unico e anche di far conoscere quelle che sono le eccellenze di questo territorio, primo fra tutti il nostro vino maggiormente esportato non solo in Veneto ma in Italia, che è il Prosecco. Senta, abbiamo ancora negli occhi la scalata del San Boldo dell'anno scorso, 103 Giri d'Italia. Voi questa tappa dovreste suggerirla a qualcuno, cosa andrebbe detto? Questa è una tappa che interpreta perfettamente lo spirito del ciclismo, del sacrificio, della fatica e del raggiungimento degli obiettivi a dispetto delle difficoltà, e quindi interpreta perfettamente anche il carattere dei veneti. Quindi dal Muro del Poggio, che sarà Gran Premio della montagna di questa tappa, noi sicuramente speriamo emergano anche i nostri atleti veneti. Io credo che in qualità di presidente del consorzio del Conegliano Valdobbiadene ovviamente rappresento i soci, i produttori di Conegliano Valdobbiadene, che continuano a investire in forma, come dire, coordinata attraverso il consorzio sul territorio, le colline del Conegliano Valdobbiadene e soprattutto sul prodotto simbolo di questo territorio. Noi siamo convinti che il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore dovrà essere sempre più un prodotto culturale, quindi una logica di coinvolgimento dell'intera comunità, con una logica di sinergia tra pubblico e privato, e credo che la tappa a cronometro del Giro d'Italia Conegliano Valdobbiadene sia un ottimo esempio. Assolutamente sì, una tappa il 23 maggio che sarà la tappa più importante del Giro d'Italia, una tappa a cronometro che vede coinvolti direttamente 6 comuni, ma in maniera indiretta tutti i 15 comuni delle DOCG. Per un ringraziamento alla Regione, un ringraziamento al Consorzio, ma soprattutto un grande grazie a tutte le associazioni di categoria, a tutti gli imprenditori che saranno parte attiva di questo evento, che vedrà il nostro territorio con la lente di ingrandimento di più di 190 paesi che saranno collegati, 2,2 milioni solo di persone nell'ora di punta della tappa, ma veramente più di 1 miliardo di persone che verrà in qualche modo interessata da questa tappa. E poi ricordiamo che vicinissimo in agenda c'è anche quel criterium under 12 tra Conegliano e Valdobbiadene. Assolutamente, penso che questo sarà un grande anno del ciclismo, il 2020 verrà ricordato per questo. Nel 2019 abbiamo avuto un riconoscimento di territorio dell'UNESCO e questi sono i primi frutti. Il nostro territorio non manca mai ogni anno di proporre e regalare ai cittadini ma anche ai turisti delle esperienze uniche e degli eventi a livello nazionale e anche mondiale. Il Giro d'Italia è uno di questi, sono quasi 200 i paesi al mondo che saranno collegati in questa 5 ore di diretta sulle nostre colline, incredibile. Ma questo è l'esempio di un territorio che non si accontenta più. Con questa tappa del Giro è la tappa più importante del Giro, perché un cronometro vuol dire avere l'elicottero e le riprese della RAI che resteranno sul nostro territorio per tutto il pomeriggio, vuol dire avere una vetrina a livello nazionale e internazionale che fa capire la nostra terra, patrimonio dell'umanità, deve alzare l'asticella, ha alzato l'asticella dal punto di vista sportivo, lo farà anche dal punto di vista turistico e culturale. A differenza di una tappa normale, la bellezza di un collegamento televisivo che torna sempre sulla partenza e poi segue tutti i corridori, e quindi non è come una tappa normale che una volta partiti la partenza ci si dimentica, ma c'è costante attenzione su tutti i 33,7 km della cronometro.